A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In apertura la politica dopo la bocciatura della doppia preferenza in vista del voto per le regionali del 2023. Una ventina di associazioni del territorio è pronta a dare battaglia per la difesa dei diritti delle donne. Senza un passo indietro del Consiglio regionale, fanno sapere, potrebbe scattare l'impugnazione delle elezioni alla Corte Costituzionale. La decisione del Consiglio regionale, che ha bocciato per la terza volta l'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale del Friuli Venezia Giulia, ha scatenato l'ira delle associazioni che da tempo si battono per il rispetto della legge nazionale in materia e per il rispetto dei diritti delle donne. Da una ventina di realtà del territorio arriva una condanna senza sconti a questa decisione, ma la battaglia dei diritti non si ferma alle parole. Le associazioni stanno valutando l'impugnazione delle prossime elezioni regionali che, a loro parere, si svolgeranno ancora una volta in violazione di norme costituzionali ed ordinarie. Lo ribadisce l'avvocato Esther Soramel del Comitato Pari Rappresentanza 50 e 50 a nome di tutte le realtà, rimarcando come anche tra i banchi del Consiglio non siano mancati imbarazzi da parte del presidente Piero Mauro Zanin, dubbi e contrarietà come nel caso della consigliera leghista Spagnolo che ha votato contro. Non è una bocciatura a Russo o al PD, dice Soramel, ma agli uomini e alle donne del Friuli Venezia Giulia e alla Commissione Pari Opportunità senza colore politico. Dal 2012 va avanti il legale, sono state raccolte migliaia di firme anche da parte di chi oggi è contrario. Anche ai tempi della giunta Serracchiani si poteva fare di più. La doppia preferenza, va avanti Soramel, è un atto di democrazia ed è un peccato che si sia arenata per una trattativa che vedeva sul piatto altri interessi, come l'eliminazione della percentuale di garanzia per le opposizioni o l'introduzione del terzo mandato in Consiglio. Alla Corte Costituzionale, conclude, che è anche promotrice di azioni per le pari opportunità, chiederemo la sospensiva in vista del voto. Non so se la maggioranza voglia rischiare tanto. Parole che arrivano proprio nella settimana in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, l'invito delle associazioni al presidente Fedriga, che è a capo della conferenza delle regioni, è quello che imiti le scelte di altri governatori che hanno aperto alla doppia preferenza. Ad oggi, oltre al Friuli Venezia Giulia, non l'hanno introdotta Sicilia, Valle d'Aosta e Piemonte. La cronaca: un uomo è ricoverato in condizioni molto gravi dopo che questa mattina si è scontrato con un'auto mentre stava percorrendo in bicicletta la strada regionale 251 a Roiata, in comune di San Quirino. L'impatto è stato violento, l'uomo ha fatto un volo di circa 6 metri, rovinando poi a terra. Immediata la chiamata al 112 con l'arrivo sul posto di un'ambulanza da Pordenone e dell'elicottero di soccorso. L'uomo era incosciente, assistito dall'equipe sanitaria, è stato trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E un boscaiolo è stato soccorso questa mattina in località Ros, in comune di Vito d'Asio, dopo essere stato colpito da una pianta alle gambe. Dopo l'allarme sul posto sono stati inviati l'elisoccorso, un'ambulanza da Clauzetto e i volontari del soccorso alpino regionale. L'uomo è stato soccorso e portato in elicottero all'ospedale di Pordenone con lesioni importanti ad una gamba. Un cittadino austriaco è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla polizia ferroviaria di Tarvisio. Gli agenti lo hanno notato mentre si intratteneva in modo sospetto con 2 soggetti sulla banchina del primo binario della stazione. È emerso che si trattava di 2 cittadini indiani entrati illegalmente in Italia lungo la rotta balcanica e diretti a Roma, mentre il cittadino austriaco, anche secondo le testimonianze rese dai 2 migranti, era il passer che li aveva portati in Italia a bordo della propria auto. I 2 stranieri hanno riferito di essere giunti nel nostro paese utilizzando i servizi offerti da una piattaforma web che permette di condividere automobili privati tra gruppi di persone al fine di ridurre i costi di trasporto.
Con questo disegno di legge vogliamo incentivare l'ascolto e la pratica della musica fin dalla più tenera età e supportare l'operato degli enti che si occupano di educazione e formazione musicale di base, riconoscendo l'importante ruolo che questi svolgono in raccordo con le attività delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale nel percorso formativo degli allievi. Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen a margine dell'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio regionale del disegno di legge 180 che regola l'istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica non statali del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base. All'inizio del suo intervento l'assessore ha ringraziato le associazioni musicali conservatori di musica di Trieste e Udine che hanno collaborato alla definizione del disegno di legge. Venerdì taglio del nastro per la 33esima edizione di Idea Natale, 150 gli espositori, oltre a presentazioni di libri, eventi culturali e spettacoli di danza. Oltre 150 espositori, stand aperti per 3 giorni dalle 10 alle 20. Sono i numeri che caratterizzano la 33esima edizione di Idea Natale in programma a Udine Fiere dal 25 al 27 novembre. Dagli addobbi ai presepi, dagli accessori alle strenne agroalimentari, accanto ai diversi eventi sotto l'albero, come la presentazione di libri dagli stessi autori e gli spettacoli musicali e di danza. Saranno 3 giornate dense dedicate a creatività, sostenibilità e solidarietà. Idea Natale dà la possibilità di toccare con mano il regalo che si desidera scegliere e donare appunto in questo momento così magico qual è il Natale. Teniamo conto che in questo momento vi è una criticità da un punto di vista energetico. Non a caso anche Idea Natale ha ristretto le giornate, portandosi a solo 3 giorni, sicuramente anche per una questione di risparmi. Ritengo però che anche quest'anno la soddisfazione si possa trovare venendo anche a fare un giro a Idea Natale, perché molti sono anche gli eventi ad essa collegati. Parlavo di libri, della presentazione dei libri, ma sia il venerdì sia al sabato abbiamo ricavato all'interno del padiglione numero 7 uno spazio dove si esibiranno delle danze popolari, ci sarà un mini concerto di canzoni natalizie e la domenica le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia rappresenteranno ciò che hanno realizzato, ciò che hanno appreso. L'Associazione Cultura Imago Musiva inaugurerà domenica prossima 27 novembre alle 16 in Duomo a Spilimbergo il presepio di Mosaico 2022 che poi rimarrà esposto fino al 5 febbraio del 2023 sul prato di Piazza Duomo attorno alla Sacra Famiglia che mostra Gesù Bambino con le altre figure in mosaico, fronte e retro realizzate nei 2 anni precedenti, verranno anche svelate 16 nuove figure. Emblema di un'eccellenza identitaria della città del mosaico, appunto, questo presepio è una proposta di arte che riprende il dialogo tra mosaico e cultura religiosa. Un'opera corale e comunitaria, fanno sapere gli organizzatori, che ha raccolto ampio sostegno e collaborazione di enti pubblici e privati, imprese sponsor e privati benefattori che hanno consentito di sostenere il costo delle realizzazioni. Sono già 32 i mosaicisti impegnati, tra cui una decina di giovani, alcuni alla prima esperienza lavorativa, una trentina le imprese che hanno collaborato, 20 i patrocini, 25 gli sponsor e poi ancora 65 benefattori. Questo a conferma di quanto il progetto sia apprezzato e sostenuto. All'inaugurazione, domenica prossima alle 16, interverrà anche Don Stefano Guaran, teologo della Commissione Diocesana di Arte Sacra, mentre l'ensemble Trombe Friuli Venezia Giulia, il coro femminile Vox Nova e quello maschile Voci di Tauriano eseguiranno alcuni brani per celebrare la festa.
Campane a festa sabato prossimo invece a Prestento, dove saranno festeggiati i 100 anni della sua torre campanaria, simbolo della frazione di Torreano. Il campanile, alto 48 metri, fu inaugurato nel 1922 grazie alla partecipazione economica della comunità, ma anche attraverso i risarcimenti che il governo italiano istituì per indennizzare i danni subiti durante la Prima Guerra Mondiale. Proprio per celebrare il centenario, la parrocchia di Prestento ha organizzato un programma di festeggiamenti che partirà alle 16, dando voce proprio al protagonista, grazie alle abili mani dell'associazione Scampanotadors Furlans. Alle 16:50 seguirà la narrazione della storia del campanile, riscoperta dagli archivi storici della parrocchia. Alle 17 si terrà la Santa Messa, presieduta dal parroco Monsignor Livio Carlino e concelebrata dagli ex parroci del paese. Successivamente sarà posta una targa in pietra commemorativa. Ottimi risultati a livello nazionale della ginnastica gemonese che stupisce gli addetti ai lavori. Vediamo il servizio. Campionati italiani individuali gold di ginnastica a Fermo nelle Marche, 60 partecipanti da tutta Italia. Per la ginnastica gemonese Nicola Sgoi ha centrato 2 finali riservate ai primi 8, una al volteggio e l'altra alle parallele. Cristian Stefanutti, dello stesso sodalizio, per un solo decimo rimasto fuori per una posizione. Alla finalissima di domenica Goi è riuscito a superarsi migliorando il punteggio e classificandosi quinto alle parallele e settimo al volteggio. Ottimi risultati, commentano gli allenatori, nonostante la piccola realtà e l'impossibilità di allenarsi in strutture più attrezzate. Le uniche 2 società friulane che sono riuscite ad arrivare alle finali di specialità si allenano a Gemona e Lestizza. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Restate sintonizzati su Telefriuli perché tra pochissimo c'è l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.